Ecco, noi Alessandro Bertolucci, tecnico dell'Hockey Forte. Ale, primo tempo in un modo, il secondo decisamente in un altro. Sì, il primo tempo onestamente il Monza ha costruito di più. Come ho detto ragazzi all'intervallo, che ogni azione che faceva il Monza, pericolosa o non pericolosa, comunque a palla arrivava in porta e non potevamo fare così nel secondo tempo, perché poi se passavano un vantaggio si sarebbe complicata la partita. Secondo tempo abbiamo accelerato un po', siamo stati un po' più concentrati, un pochino più cattivi e abbiamo dato poi la direzione alla partita. Ora, le prossime che hai non sono affatto facili, da dove riparti ora per la Coppa Giusto hai col Liceo subito? Abbiamo domenica il Breganza in casa e poi giovedì abbiamo il Liceo La Corugna. Niente, ripartiamo dal fatto che comunque siamo arrivati prima nel girone d'andata, che non è poco. Incontreremo l'ottava in Coppa Italia, imminente penso. Deve essere un po' un punto di ripartenza. Non era facile comunque rientrare in una pista difficile come quella di Monza, che aveva battuto il Noia non meno di un paio di settimane fa. E comunque abbiamo portato via 3 punti, che è quello che volevamo, e ora domenica ci rituffiamo nella prima del girone d'andata, cercando di fare una prestazione un pochino più di livello rispetto a stasera, tecnico, proprio migliorare un po' situazioni tecniche, per poi dopo affrontare la partita della Corugna, che sarà una partita tra virgolette tra dentro e fuori, perché se perdiamo siamo fuori, se vinciamo restiamo in corsa, diciamo. Grazie Ale.